Salve a tutti, vediamo ora di capire che cos'è il momento angolare e vediamo cosa dice la legge di conservazione del momento angolare. Quindi, il momento angolare è l'analogo per le rotazioni della quantità di moto. Se voi sapete, la quantità di moto P è uguale massa per velocità. Beh, qui è qualcosa di simile, il momento angolare, al posto della velocità abbiamo la velocità angolare, al posto della massa abbiamo il momento di inerzia, che ho spiegato in un altro video esattamente cos'è. Comunque, appunto, non dipende solo dalla massa, ma da come la massa è distribuita intorno all'asse di rotazione. Va bene. Per la quantità di moto sapevamo che vale questa cosa, che l'impulso è uguale alla differenza di quantità di moto. L'impulso è forza per intervallo di tempo in cui agisce questa forza, e la variazione, la differenza di quantità di moto significa semplicemente quantità di moto finale meno quantità di moto iniziale. Qua abbiamo una cosa simile, una legge simile. Abbiamo l'impulso rotazionale, invece dell'impulso quello semplice abbiamo l'impulso rotazionale, che invece della forza abbiamo il momento per l'intervallo di tempo in cui agisce questo momento della forza. Quindi l'impulso rotazionale è uguale alla variazione del momento angolare. E la variazione del momento angolare è semplicemente il momento angolare finale meno momento angolare iniziale. Allora, come troviamo questa relazione? In realtà non è tanto difficile. M per delta t, sappiamo che vale la relazione che il momento è uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare. Poi questo ancora moltiplicato con delta t. L'accelerazione angolare è la differenza di velocità angolare fratto l'intervallo di tempo in cui c'è stata questa differenza. Questo intervallo di tempo si semplifica e troviamo I che moltiplica questa differenza. Dobbiamo moltiplicare per ciascuno dei due termini, I omega meno I omega 0, e beh, questo è proprio il momento angolare finale e questo è il momento angolare iniziale, e quindi la loro differenza. Allora, adesso vediamo cosa dice la legge di conservazione del momento angolare. Allora, prendiamo appunto che sappiamo che vale questo, l'impulso rotazionale è uguale alla differenza di momento angolare, e supponiamo questo, che il momento delle forze che agisce su un sistema di corpi è uguale a 0, oppure che la somma di tutti i momenti che agiscono è uguale a 0. Quindi se non ci sono, su un sistema di corpi non c'è alcun momento delle forze esterno che agisce, allora dalla formula vediamo che questo termine è 0, quindi anche la differenza di momento angolare deve essere 0. Ma se la differenza è 0 significa che il momento angolare si conserva, o comunque, scrivendo in un altro modo, questo è appunto L meno L0, momento angolare finale meno momento angolare iniziale è uguale a 0, quindi sono uguali, quello iniziale e quello finale sono uguali. Oppure appunto si può semplicemente ragionare così: se la differenza di momento angolare è 0, allora questo non ha differenza, è sempre uguale. Prima di vedere l'esempio di questo, ricordiamo ancora qual è l'unità di misura di questo momento angolare. Allora, l'unità di misura del momento di inerzia era chilogrammo metro al quadrato. Visto che qui andiamo semplicemente a moltiplicare con una velocità angolare che è radianti al secondo, oppure possiamo scrivere 1 fratto secondo, quindi chilogrammi metri al quadrato fratto secondo. Va bene, allora adesso questa legge come possiamo vederla in un caso pratico? Ad esempio, pensiamo a una persona su una sedia girevole che gira con una certa velocità angolare e ha le braccia distese e ha questi pesi sulle braccia, e quindi hanno una certa massa, e appunto questo significa un momento di inerzia più grande rispetto a quando
avvicina le braccia a sé, perché l'asse di rotazione è questo, e il momento di inerzia dipende da come sono distribuite le masse intorno all'asse di rotazione. Se sono più lontane è maggiore il momento di inerzia, invece qui quando stringe le braccia a sé il momento di inerzia è minore. Allora, appunto, supponendo che non ci sono momenti esterni, che dall'esterno non c'è nessun momento che agisce su questa rotazione, avremo che si conserva il momento angolare e quindi si deve conservare la quantità I per omega, momento di inerzia per velocità angolare, quindi qui ha un momento di inerzia più grande, ma facendo così diminuisce il suo momento di inerzia. Ma visto che il prodotto deve rimanere costante, allora qui la velocità angolare aumenta e comincia, dopo aver stretto a sé le braccia, comincia a ruotare più velocemente. Una cosa che fanno anche le pattinatrici sul ghiaccio: a un certo punto restringono le braccia a sé e cominciano a ruotare più velocemente, con maggiore velocità angolare. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.